L'assemblea dei sindaci dell'AICA su crisi idrica e adeguamento contratti di lavoro ai dipendenti. I residenti di via San Girolamo protestano per i disagi provocati per la totale chiusura della strada a causa del guasto e il ripristino di una condotta idrica. Forte presa di posizione dell'onorevole Carmelo Pace sui lavori non eseguiti sul fiume Verdura, l'acqua va al mare. Intanto Schifani dà mandato per l'attivazione delle pompe di sollevamento. La Regione interviene sui disservizi provocati per la bitumatura delle strade in Agrigento in occasione della venuta del presidente Mattarella. Open Day all'Istituto Martin Luther King di Favara per illustrare i vari indirizzi di studio per il prossimo anno scolastico. Domani al Liceo Leonardo presentati i progetti della scuola e le iniziative in essere. Il prossimo 9 febbraio alla BIT di Milano il distretto turistico Valle dei Templi presenterà le iniziative programmate nel corso di Agrigento, capitale della cultura. Le ultime novità in casa Agragas. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 24 gennaio. Si è riunita l'Assemblea dei Soci di AICA convocata dall'avvocato Sabrina Lattuca, presidente dell'Assemblea dei Sindaci. Al centro del dibattito la crisi idrica e l'adeguamento dei contratti di lavoro dei dipendenti e un dialogo con i componenti della consulta, il nostro servizio. Si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'AICA convocata dall'avvocato Sabrina Lattuca, presidente dell'Assemblea dei Sindaci di AICA. La seduta si è tenuta presso la sede operativa dell'azienda idrica Comuni Agrigentini ed è stata caratterizzata da un intenso confronto sui temi all'ordine del giorno. In particolare l'attenzione è stata posta sulla gestione delle risorse e sulle misure necessarie per garantire l'approvvigionamento ai cittadini. Si è discusso sulle strategie volte a migliorare l'efficienza della rete idrica e a superare le difficoltà operative legate alla siccità e al deterioramento delle infrastrutture. Il presidente Lattuca ha chiesto di allegare come in effetti sono stati allegati gli schemi tipo i protocolli con AICA per le riparazioni urgenti e per il collegamento con l'anagrafica dei comuni al fine di combattere l'evasione. Un altro importantissimo tema trattato è stato l'adeguamento contrattuale per i dipendenti dell'AICA, oggetto di un recente incontro con l'ispettorato provinciale del lavoro. Tema quest'ultimo, afferma il presidente Lattuca, affrontato in prefettura su convocazione del prefetto lo scorso 23 dicembre, in presenza anche delle parti sindacali, i vertici di AICA, oltre al presidente Lattuca. Dopo un'attenta analisi è stato deciso all'unanimità dei sindaci presenti, per una quota superiore all'80%, di dare indirizzo agli uffici di adeguare i contratti a far data dal 2026. Un risultato importantissimo che garantirà la maggiore serenità ai dipendenti, confermando l'impegno dell'azienda verso il proprio personale. Al termine dell'assemblea il presidente, avvocato Sabrina Lattuca, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto. La decisione di adeguare i contratti dei dipendenti rappresenta un segnale importante per il futuro dell'azienda e per la dignità lavorativa di chi ogni giorno si impegna a garantire un servizio essenziale alla collettività. Parallelamente rimaniamo concentrati sulla crisi idrica e finanziaria dell'AICA, che richiedono interventi immediati, concreti, anche in ordine al recupero delle risorse. Ringrazio, continua Lattuca, i componenti della consulta che hanno dimostrato una competenza di volontà al fine di avviare un dialogo costruttivo per la risoluzione delle varie problematiche. I sindaci, conclude il presidente Lattuca, hanno così dimostrato il loro impegno nel perseguire soluzioni efficaci per garantire la continuità del servizio idrico, la tutela dei lavoratori, dimostrando ancora una volta la centralità di AICA nel panorama gestionale dei comuni agrigentini, nonostante la grave crisi idrica e finanziaria volta alla gestione del servizio pubblico. E ieri, a causa di lavori effettuati proprio dalla stessa società AICA, è stata chiusa la via San Girolamo del centro storico. Ciò ha provocato tante lamentele degli abitanti che sono stati impossibilitati a transitare senza alcun avviso preventivo da parte di alcuno e le lamentele dei cittadini. Allora, in via San Girolamo possiamo dire che siamo nuovamente punto a capo. Qua c'è Mario Gallo che stavolta gli do ragione.
di Tarevuci l'ho trovato che gridava, non so chi aveva il telefono, e secondo me ha ragione, perché hanno chiuso la strada a monte e a valle senza nessun preavviso e i residenti non possono né uscire né entrare, sono rimasti imbottigliati. Ma lo faccio raccontare a Mario Gallo. Parla a bassa voce ma con tutta la rabbia che ho nel corpo. Praticamente stamattina, senza che ci hanno dato il preavviso, senza che hanno affisso cartelle per dire che qua bloccavano la strada, praticamente, e senza avere predisposto un piano di fuga, che il nostro piano di fuga si trova in via Madonna degli Angeli, dove in via Iacona, in via Sala le macchine posteggiano, non so se è giusto o non è giusto, non voglio entrare nel merito, entrambi i lati. Praticamente non possiamo né entrare né uscire, perché fino a poco fa io ho dovuto sedare una lite tra un extracomunitario e un agrigentino che l'extracomunitario non voleva tirare dietro, l'agrigentino neanche, e per i fatti loro li ho dovuti dividere perché nessuno vuole andare. Nel frattempo si è gorgata la strada. Ora noi qua l'unica via di uscita che abbiamo è o da lì, predisponendo un servizio di vigili urbani, ma sgombrando le macchine e avvisandoci per tempo, in modo che noi non portavamo le macchine qua, le potevamo mettere in via Madonna, in via Lunga San Michele, in via delle Mura. Non ci hanno avvisato, perché stamattina ci siamo trovati bloccati, costretti a restare qua perché praticamente c'era un tubo rotto. Io non è che dico che i tubi non si devono riparare, si devono riparare, però siccome Agrigento è piena di falle di girgenti acqua, di AICA come si chiama, è giusto che stanno mesi e mesi senza ripararle, dopo che stavano un altro giorno, altri 2 giorni qua con questo tubo rotto. Non era la fine del mondo, nel frattempo predisponevano i cartelli per avvisarci che noi non mettevamo le macchine qua dentro, che siamo rimasti incastrati, predisponevano un servizio di vigili urbani in via Madonna degli Angeli, in modo che noi avevamo la via di fuga. Qua in questo momento se a qualcuno ci viene un infarto, se succede un incendio come è successo anni fa, che una signora è rimasta bruciata e qua non potevano passare mezzi di soccorso. Di soccorso non potevano entrare, perché purtroppo anche che qua, che lo voglio denunciare pure ora, in via San Girolamo all'inizio c'è il divieto di sosta, però c'è il furgone di un uomo di colore, che gliel'abbiamo detto 1000 volte, però i vigili urbani se ne fregano, perché non hanno tempo, per i fatti dirti. Non gli fanno mai la multa e non se lo portano col carro acceso. Per qua all'inizio via San Girolamo le macchine non devono posteggiare, perché se no restiamo incastrati. Ora che stamattina abbiamo trovato questa bella sorpresa. Per carità, si deve riparare, non è che io dico che non si deve riparare, però dovevano farlo con i modi e con i tempi, senza che ci hanno lasciati incastrati qua in via San Girolamo con tutti i pericoli di incolumità pubblica che possono capitare. Ora, poi voglio dire un'altra cosa, questo problema qua si è presentato 6 anni fa, perché qua sotto c'è un ipogeo che io ho denunciato più volte, che sta sprofondando. Lo hanno sistemato i tubi, ci misero tecchia di sterno, come stiamo vedendo qua, che hanno buttato della sabbia, del briciolino, però il problema non si è tolto, perché il problema sta sotto, che sta crollando. Allora il tubo non è che si è rotto, si è staccato, perché si vede che sta cedendo di nuovo, quindi fra 6 mesi saremo punto da capo, perché una volta si è rotto questo tubo, la prossima si troverà quella accanto e saremo di nuovo punto da capo. E quando è stato, oppure può crollare tutto come è successo 6 anni fa, e poi che fa? Restiamo rinchiusi qua dentro per un mese come è successo 6 anni fa. Quindi questa storia si deve trovare. Inoltre AICA non si deve permettere più di chiuderci la strada così all'improvviso, senza preavviso. Che è sta vergogna? Che siamo, carne di macello? Che cosa siamo? Mario, sei stato abbastanza chiaro, spero che non c'è altro da aggiungere. Mario Gallo, che molto, con tanta animosità si dedica in questo quartiere, lo posso testimoniare da moltissimi anni, si dedica a questo quartiere che è la via San Girolamo, ha detto quello che ha detto e credo che lo condividiamo tutti. In pratica qua siamo rimasti tutti prigionieri. Spero che non succeda più una roba del genere, che la gente venga avvisata preventivamente con la segnaletica opportuna. L'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars, interviene nuovamente sulla crisi idrica che sta attraversando il comprensorio del fiume Verdura. L'acqua va al mare. Intanto sulla vicenda interviene prontamente il presidente Schifani, che dà mandato a Barbagallo e Cocina di rimuovere gli ostacoli per l'attivazione delle pompe di sollevamento. Il nostro servizio.
L'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana, interviene oggi nuovamente sulla crisi idrica che sta attraversando il comprensorio del fiume Verdura. Stiamo assistendo, dichiara l'onorevole Carmelo Pace, a un gioco delle parti stucchevole sulla pelle dei nostri agricoltori. Da un lato il Consorzio di Bonifica, che esprime pubblicamente la sua soddisfazione per un incontro assolutamente inconcludente e inefficace che si è svolto nei giorni scorsi a Ribera, dall'altro il Comune di Ribera, che in piena emergenza idrica non solo non si assume le sue responsabilità, ma, cosa ancora più grave, si permette il lusso di dare rassicurazioni vuote a cui non fanno seguito né iniziative concrete né provvedimenti. Le tante decantate pompe di sollevamento, osserva il parlamentare della DC Pace, non sono state più installate a causa di un'ordinanza a firma del sindaco di Ribera che rende intransitabile l'unica strada che consente l'accesso. Di fronte alla richiesta di autorizzazione al transito del personale incaricato, chiesta ufficialmente dal commissario della crisi idrica Dario Cartabellotta, cosa fa il Comune di Ribera? Nega l'accesso rendendo impossibile l'installazione della struttura e vanificando in questo modo le scelte e gli sforzi delle istituzioni. Sono stato sindaco per 10 anni, ricorda l'onorevole Carmelo Pace, e faccio presente che le ordinanze, data anche la natura emergenziale dell'intervento, possono opportunamente andare in deroga con un'idonea motivazione e con tutte le precauzioni del caso, sottolineando ancora come la questione è di una semplice assunzione di responsabilità e non normativa. Manca la capacità, la volontà di risolvere la questione. In seconda battuta, ma non meno importante, il ruolo del Consorzio di Bonifica, che ha il compito di trovare una soluzione alternativa immediata, nonostante le dichiarazioni di soddisfazione espresse dal commissario, smentite però dai fatti. L'inerzia dimostrata durante questi mesi sta paralizzando e penalizzando un territorio che chiede risposte. Prendono in giro gli agricoltori ancora una volta e questo è vergognoso, commenta l'onorevole Pace. Intanto sulla vicenda del fiume Verdura interviene oggi il presidente della regione siciliana Schifani, che apprende dalla stampa della mancata attivazione delle pompe di sollevamento nel fiume Verdura e ha dato mandato all'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo e al dirigente generale della Protezione Civile Salvatore Cocina, che coordina la cabina di regia per l'emergenza idrica in Sicilia, di avviare immediatamente le iniziative necessarie per rimuovere questa situazione che ha definito scandalosa. Un intervento che il governatore Schifani chiede quindi con la massima celerità, perché non è accettabile che l'acqua possa continuare a essere dispersa in mare mentre cittadini, agricoltori e imprese della zona patiscono le conseguenze della siccità. E arrivano i chiarimenti da parte della Regione in merito agli interventi di manutenzione delle strade effettuate in occasione della venuta del Presidente Mattarella. Il servizio. In merito ai lavori di posa in opera dell'asfalto sulle strade di Agrigento, interviene oggi con una nota stampa il Dipartimento regionale tecnico, precisando che gli interventi di bitumatura si sono svolti con estrema urgenza in considerazione del periodo strettissimo intercorso tra la richiesta del 14 gennaio inviata al Comune e alla Regione affinché provvedesse alla manutenzione e alla cerimonia di apertura dell'anno di Agrigento, capitale della cultura, del 18 gennaio. Il Genio Civile incaricato dal Dipartimento ha immediatamente redatto, verificato e validato il progetto e nei 2 giorni successivi, nonostante il maltempo, è riuscito a eseguire lavori di messa in sicurezza delle strade. Al momento dei sopralluoghi era stato verificato un notevole dissesto della pavimentazione, determinato da buche, tombini scesi a quota notevolmente più bassi rispetto al piano stradale. Questo costituiva di fatto un grave rischio per la incolumità pubblica dei cittadini stessi, per cui nella redazione del progetto era stata prevista la bitumatura dell'intera superficie stradale. Sono stati ricoperti quindi dei tombini poiché per ragioni tecniche di costruzione per metterli a livello sarebbero stati necessari 20 giorni a fronte dei 2 appena disponibili per gli interventi. Si precisa, continua la nota del Dipartimento, che sono stati lasciati totalmente liberi in funzione i chiusini utilizzati per l'erogazione dell'acqua e le caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane.
La pavimentazione stradale è stata completata in tempi brevissimi e così sono stati garantiti i meccanismi di sicurezza del percorso interessato dal corteo presidenziale per la cerimonia al Teatro Pirandello. Da lunedì sono già in corso i lavori per mettere a livello i tombini, utilizzando la tecnica della risegatura dell'asfalto soprastante, che garantirà una superficie regolare e senza buche. Inoltre saranno riportati a quota anche i tombini ricoperti di bitume in precedenza, in occasione di lavori eseguiti prima del 15 gennaio, che sono stati individuati con la tecnologia del metal detector in quanto non erano stati georeferenziati. I lavori saranno infine completati con la segnaletica stradale orizzontale. Blitz antimafia oggi a Siracusa con 22 arresti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura della Repubblica a direzione distrettuale antimafia a carico proprio di 22 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante delle agevolazioni mafiosa e ricettazione. E la Guardia di Finanza di Palermo sequestra un imprenditore oltre 41.000 euro accusato di estorsione nei confronti dei suoi dipendenti il servizio. Su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare reale nei confronti di un imprenditore nel ramo del commercio al dettaglio di oggetti per la casa, per il quale è stato ipotizzato il reato di estorsione. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle della compagnia di Partinico, hanno consentito di ricostruire le condotte dell'imprenditore, il quale avrebbe costretto i dipendenti di un punto vendita di Carini in provincia di Palermo a restituire in contanti un importo pari al 50% dello stipendio a fronte di minacce di licenziamento o ripercussioni negative sul rapporto di lavoro. In particolare la società versava regolarmente gli stipendi tramite bonifico bancario sui conti correnti dei lavoratori, i quali successivamente sarebbero stati indotti a ritirare in contanti le somme da restituire allo stesso datore di lavoro attraverso accertamenti bancari e analisi degli estratti conto presi in esame dal 2018 al 2022, anni in cui si sarebbe perpetrata la condotta oggetto delle indagini. È stato quantificato un profitto del reato pari a 41.730 euro. L'attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica si inserisce pertanto nel quadro delle linee strategiche dell'azione del Corpo volte a rafforzare l'azione di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità, nonché all'aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose, al fine ovviamente di tutelare i lavoratori. Esplosione a San Giovanni Galermo, nel Catanese, alcuni residenti sono tornati a casa, altri si trovano al Palacus, segnalati casi di sciacallaggio, si lavora ininterrottamente per ripristinare il tutto, ancora 20.000 persone sono senza il gas, il servizio da Catania. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla fuga di gas e le esplosioni a San Giovanni Galermo. Il procuratore Francesco Curcio ha spiegato che ci sono delle indagini in corso. Il reato ipotizzato è quello di disastro colposo, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella di un eventuale errore umano. Dei 14 feriti solo uno, il 66enne, arrivato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro, è ancora ricoverato. L'uomo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del centro Grandi Ustioni, mentre ieri sera una prima parte dei 160 evacuati in seguito allo scoppio è stata autorizzata a fare rientro nelle proprie abitazioni. Lo ha stabilito l'unità di crisi, che si è riunita alla presenza di tutte le componenti istituzionali. Sono rientrati negli immobili di via Ustica, tutta via Ustica, via Salanitro, 1L, 1B, viale Tirrenia,
terreno civici 5, 7 e 9. Rimangono pertanto esclusi dal via libera i residenti di tutte le altre abitazioni evacuate, secondo una stima sommaria un centinaio di persone. L'amministrazione comunale, grazie alla disponibilità del CUS Catania, ha approntato al Palacus della cittadella universitaria per accogliere gli sfollati che dovranno ancora rimanere lontani dalle loro abitazioni. Oggi sono riprese le verifiche dei tecnici per valutare quali immobili potranno ritornare ad essere abilitati ad ospitare i residenti. Alcuni hanno segnalato casi di sciacallaggio, qualcuno avrebbe infatti approfittato della situazione per saccheggiare le case abbandonate. La fornitura del gas metano per tutta la zona al momento rimane sospesa. Comprendiamo i disagi, ma fin quando non siamo certi che non si può verificare nuovamente l'episodio, non riapriremo la fornitura di gas, ha detto così Gianfranco Todero, presidente di Catania Rete Gas. Chiaramente stiamo cercando di agire nei tempi più brevi possibili per evitare ulteriori disagi alla popolazione. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stato ieri a Palermo e ha aperto i lavori dell'evento Digital Connectivity and Mediterranean Investment. La 2 giorni, promossa dal MIMIT, riunirà nel capoluogo siciliano rappresentanti dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri per approfondire temi strategici quali la connettività digitale, l'innovazione, lo sviluppo sostenibile nell'area del Mediterraneo in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Un accordo con la Libia è particolarmente significativo perché riguarda proprio la connettività e l'utilizzo appieno delle nuove tecnologie, quindi la cooperazione nel campo dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro durante il nostro G7 abbiamo dato vita all'Hub per lo sviluppo sostenibile dell'intelligenza artificiale nei confronti dei paesi africani, che avrà sede proprio a Roma e che sarà la piattaforma tra le grandi multinazionali dell'Occidente e le start-up africane per coinvolgerle nello sviluppo attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti. In questo meeting abbiamo posto Palermo e la Sicilia al centro della connettività tra l'Europa e il Sud, l'Africa, il Grande Medio Oriente, il Sud-Est asiatico, perché il traffico di informazioni dei dati passa da qui ed è fondamentale per lo sviluppo e anche per la sicurezza del nostro continente nei rapporti appunto attraverso il Mediterraneo con i continenti in via di sviluppo. Noi crediamo che l'isola, che la Sicilia possa essere l'hub delle tecnologie abilitanti, della connettività e per questo abbiamo investito anche sulla microelettronica e a Catania, nell'Etna Valle, sarà sicuramente il luogo principale di produzione della microelettronica nel bacino del Mediterraneo. Nel contempo mi sono incontrato col presidente Renato Schifani, con cui si è sviluppata una piena, assoluta collaborazione sin dall'inizio della legislatura e i frutti si vedono, per fare il punto su alcuni dossier di politica industriale siciliana. Quello che riguarda Termini Imerese, tra pochi giorni saremo insieme a Termini Imerese per presentare il piano di sviluppo di quell'hub produttivo e logistico che nasce sulle ceneri di quello che era un grande stabilimento automobilistico e che sarà la dimostrazione che si può fare. Sarà il simbolo della svolta di politica industriale di questo Paese, a Termini Imerese. Abbiamo fatto il punto sul polo industriale di Priolo, Siracusa, Ragusa, sia in riferimento alla riconversione industriale degli stabilimenti di Versalis, che è necessaria per passare nella nuova fase dell'economia ambientale. Open Day ieri all'Istituto Martin Luther King di Favara. Open Day oggi all'Istituto Martin Luther King di Favara per le varie offerte formative, per il nuovo anno
scolastico per le nuove iscrizioni. Sì, oggi accogliamo i nostri futuri studenti, nonché ovviamente le famiglie che vengono a conoscere la nostra realtà scolastica. In effetti è già dal mese di dicembre che tramite gli Open King tutti i sabati noi siamo stati aperti e i ragazzi hanno potuto effettivamente constatare quello che quotidianamente il Martin Luther King porta avanti come attività formative, laboratoriali ed anche extracurriculari. Oggi è un momento, diciamo, di sintesi, un momento in cui ulteriormente facciamo conoscere la nostra scuola, una scuola che ricordiamo è ben radicata nel nostro territorio. Quest'anno proprio sono i 60 anni dalla Costituzione, da sede staccata del Politi a Liceo Martin Luther King. Perché le famiglie e soprattutto gli studenti devono scegliere il King? Il King ha un'ottima offerta formativa, ha dei docenti professionisti, ha una struttura di tutto rispetto, ma soprattutto una scuola all'avanguardia, perché è una scuola che cerca di andare veramente al passo con i tempi e cerca di formare sotto diversi profili e in relazione ovviamente ai piani curriculari che i ragazzi andranno a scegliere, e che offre una seria formazione, quella che oggi serve per poter sì iscriversi all'università, ma soprattutto anche per inserirsi nel mondo del lavoro. Le offerte formative sono tante, se magari le riepiloghiamo. Sì, la nostra scuola è una scuola che, proprio perché è venuta incontro alle esigenze dell'utenza, si è arricchita di indirizzi di studi. Nasce come istituto magistrale, chiaramente oggi scienze umane, indirizzo tradizionale, opzione economico-sociale, una ottima tradizione di liceo scientifico tradizionale, opzione scienze applicate, e si è arricchito ulteriormente l'anno scorso con la curvatura di scienze dati e intelligenza artificiale, nonché abbiamo anche l'indirizzo biomedico. Ovviamente abbiamo anche un liceo linguistico che è già al 4º anno, e diciamo che veramente ci fa ben sperare lo studio delle lingue straniere, molte attività extraprogettuali, viaggi. L'anno scorso i nostri ragazzi sono stati a Londra, quest'anno andranno a Dublino. Abbiamo pure l'indirizzo audiovisivo, il liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale, ben affermato, e veramente ci sono ragazzi grandi talenti che già anche fuori stanno facendo conoscere le loro qualità. Una scuola al passo con i tempi, secondo anche le nuove indicazioni ministeriali. Sì, senza ombra di dubbio. È chiaro che non si può più restare indietro, dobbiamo accogliere tutto quello che ci viene proposto, e grazie anche ai progetti PNRR la nostra offerta formativa si è rafforzata tramite il DM contro la dispersione scolastica, offerto veramente la possibilità anche ai nostri alunni di migliorare, di potenziare, di acquisire delle competenze in italiano, inglese, matematica. Con il piano 4.0 invece abbiamo ulteriormente arricchito la nostra scuola di spazi di apprendimento per sperimentare nuove metodologie, quali ad esempio il debate, aule, spazi di ricerca che vengono gestiti tramite l'occhio attento dei nostri docenti, ma sicuramente il tutto per coltivare la curiosità nei nostri alunni, che devono costruire in questo momento insieme alla scuola il proprio futuro. Oggi, dicevamo, è una giornata di accoglienza, gli alunni già iscritti fanno vedere quali sono dal vivo, insomma, in pratica le cose che si fanno, per dare anche la giusta informazione anche ai familiari che ovviamente indirizzeranno e consiglieranno il proprio figlio. Sì, i nostri docenti in questi giorni hanno preparato delle attività laboratoriali, tutte le discipline coinvolte, ovviamente non solo le discipline di base e quelle che sono di indirizzo, per esempio scienze umane, per ovviamente il liceo di scienze umane, ma quanto anche coding e robotica per lo scientifico, discipline STEM, giornalismo, discipline di audiovisivo multimediali con i prodotti che sono stati realizzati durante i nostri laboratori, e dopo anche di tutto rispetto il nostro gruppo teatro e il nostro coro, che veramente dà prova di grande competenza e professionalità. La vostra è giusto una scuola, diciamo, inserita bene nel territorio, come lei diceva,
Tant'è vero che durante l'anno voi fate tantissimi eventi, tante manifestazioni che sono ben radicate nel sociale anche. Sì, è chiaro che il territorio è un punto di partenza molto importante. Devo dire che diverse sono le associazioni che nel corso dell'anno ci coinvolgono e ci propongono delle attività, e la scuola ovviamente risponde, perché è chiaro che i nostri territori possono usufruire di un valido contributo dei lavori fatti dai nostri ragazzi. Per esempio adesso in occasione della giornata della memoria saremo presenti, lo stesso la giornata del ricordo, la festa della legalità, tanti momenti di sana aggregazione che contribuiscono allo sviluppo anche del nostro territorio. A tutto questo c'è anche un accompagnamento, un consiglio che darete ai genitori per le iscrizioni che, ricordiamolo, sono online e che scadranno a febbraio. Sì, il 10 febbraio è stata leggermente posticipata la data d'inizio e tutti coloro i quali hanno anche qualche difficoltà nell'iscrivere i propri figli troveranno i nostri uffici aperti e il nostro personale a disposizione. Linea alla regia per la pubblicità. E domani sabato 25 gennaio alle ore 11 presso l'Aula Magna Savino Flora, alla presenza dei genitori, studenti e docenti del liceo e delle autorità invitate, la dirigente scolastica Patrizia Pilato presenterà le colonne portanti della nostra identità, il dominio dell'algoritmo, il progetto del Liceo Leonardo, unica scuola del territorio presente nel dossier che ha vinto la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Nella stessa occasione verranno presentate le altre iniziative del Liceo Leonardo già riportate nel programma sottoposto all'approvazione del Ministero della Cultura. E una segnalazione ci arriva dagli esponenti del Comitato Gioieni di Agrigento che ci informa che mentre su parte della via Gioieni ci sono ancora le luminarie natalizie, su un'altra parte la medesima via la sera è completamente al buio con l'illuminazione pubblica spenta. Ovviamente in questo secondo tratto le persone brancolano nell'oscurità e possono inciampare ed essere investiti dalle automobili in transito. Quindi il Comitato chiede al Comune che si adoperi per far togliere le luminarie e sia fatta luce laddove è buio pesto. E la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha confermato l'assoluzione di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la nota dell'avvocato Michele Cimino. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha confermato l'assoluzione di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, la Corte dei Conti, facendo proprio le difese spiegate in favore del dipendente pubblico dal team legale composto dall'avvocato Michele Cimino, Giulio Seminara e Oscar Di Rosa, ha enunciato il principio di diritto in forza della quale la condanna virtuale pronunciata ai sensi dell'articolo 83 del Codice della giustizia contabile è finalizzata alla corretta quantificazione della quota di nocumento erariale da porre a carico del convenuto, non potendo fondare da sola la colpevolezza di terzi soggetti non evocati in giudizio. Pertanto risulta necessario che l'eventuale colpevolezza del soggetto condannato virtualmente possa pronunciarsi a seguito della formalizzazione nei confronti di questi degli addebiti da provare in sede giudiziale. Ove si ritenesse diversamente, si produrrebbe l'effetto di privare il soggetto non evocato in giudizio del diritto di difesa, con violazione dei parametri costituzionali. Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume rilevanza peculiare, evidenziando come nessuna azione di responsabilità possa essere intrapresa nei confronti di alcuno sulla base di prospettazioni meramente ancorate alle motivazioni di una sentenza che contiene una condanna virtuale di terzi soggetti non evocati in giudizio, in quanto inconferenti ai fini della definizione del giudizio di responsabilità erariale. In altre parole, commenta l'avvocato Michele Cimino,
Qualsiasi contestazione di responsabilità deve essere elevata sulla base di dati concreti, documentalmente riscontrabili, che siano in grado di fondare un giudizio di responsabilità del soggetto evocato in giudizio, non potendo assumere rilevanza la sola condanna virtuale pronunciata nei confronti di un soggetto in un giudizio di cui non è stato parte. Nel 2024 l'energia solare ha raggiunto un traguardo storico. Per la prima volta, secondo il rapporto European Electric Review 2025, ha superato il carbone nella produzione di elettricità nell'Unione Europea, coprendo l'11% del fabbisogno elettrico contro il 10% del carbone. Questo risultato è il frutto di un impegno collettivo senza precedenti verso la sostenibilità e l'indipendenza energetica. EcoGreen, l'azienda della famiglia Giavarini, è parte di questo cambiamento. Con il nostro impegno verso soluzioni energetiche innovative e sostenibili, dice il responsabile marketing Gianluca Lauriano, lavoriamo ogni giorno per accelerare questa transizione. Invito le famiglie a unirsi a noi nella rivoluzione energetica. Ogni piccolo gesto, ogni grande scelta può fare la differenza. Sopralluogo del presidente della regione Schifani al litorale crollato per il maltempo a Santa Teresa Riva in provincia di Messina. Ce ne parlano meglio i colleghi. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo sul lungomare di Santa Teresa di Riva, località particolarmente colpita dal maltempo dei giorni scorsi, che ha provocato l'apertura di una voragine lungo un tratto del manto stradale a ridosso della costa. Presenti il primo cittadino Danilo Lo Giudice, il sindaco metropolitano Federico Basile, il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, il soggetto attuatore della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico Sergio Tumminello e altri sindaci del comprensorio. Nel corso della riunione operativa che si è svolta successivamente nella sede del comune di Santa Teresa di Riva è stato deciso di procedere con un intervento di somma urgenza per un importo di 500.000 euro a carico della Protezione Civile regionale di accelerare su esplicito input del presidente Schifani tutte le procedure per avviare entro il mese di marzo le opere a difesa del tratto di costa a cura della struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, che prevedono lavori per complessivi 7 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di pennelli a mare e al ripascimento del litorale. Interveniamo con urgenza, ha evidenziato il presidente della regione siciliana, per evitare l'aggravarsi della situazione e puntiamo entro il mese di marzo a dare il via ai lavori di definitiva messa in sicurezza del litorale. Abbiamo individuato le soluzioni nell'immediato e nel breve periodo per porre fine a una situazione di forte criticità. Interverremo immediatamente in via d'urgenza per evitare l'aggravarsi di questa situazione e poi contiamo entro febbraio, primi di marzo, partire con dei lavori che non hanno avuto la possibilità di essere avviati nell'ambito di ben 4 anni. Io ho acquisito subito le carte nel giro di poche settimane, le ho esaminate, ho accelerato la disposizione di espressione dei pareri da parte degli organi tecnici, ne sono stati dati alcuni e altri stanno per essere dati in questi giorni, ho preso in mano la situazione, io penso che fine febbraio, primi di marzo i lavori potranno partire con le autorizzazioni che mancavano e che languivano, come si vuol dire, però stanno arrivando. E il prossimo 9 febbraio, domenica, a Milano, alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, nello stand della Regione Siciliana, sarà presentato ufficialmente alle ore 12 il calendario delle iniziative approntate dal distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, in occasione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Tra questi la festa del mandorlo in fiore, in programma dall'8 al 16 marzo, la sagra dell'Agnello Pasquale di Favara dal 16 al 21 aprile, la conferenza internazionale Scenari di Pace, il ruolo dei popoli e della cultura l'11 marzo, la tappa Costa del Mito del Giro di Sicilia di auto storiche il 17 maggio, il prestigioso premio letterario internazionale Giuseppe Tommasi di Lampedusa a Santa Margherita del Belice ad agosto, la Costa del Mito Golf Cup a Roccoforte Verdura Golf Resort 21 settembre. Il 2025 si prospetta dunque come un anno particolare per la Costa del Mito, un territorio che grazie al suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico si conferma tra le mete più affascinanti del Mediterraneo.
E sempre in tema di turismo vediamo ora un'intervista al presidente del distretto turistico Sicilia Occidentale, Rosalia Dalì, curata dai colleghi di Video Sicilia di Trapani. Come gli altri anni, con grande attenzione ci stiamo preparando per presentare la Sicilia occidentale con tutte le sue peculiarità, le sue 1000 sfaccettature anche a questa edizione della BIT, in sinergia sempre con la regione siciliana che ci ospita nel proprio stand con un desk dedicato, ma soprattutto dandoci anche la possibilità di poter fare almeno una conferenza stampa. Parleremo del nostro territorio raccontandolo attraverso un elemento che ci caratterizza tutti. Quest'anno partiremo da Gibellina, capitale per il 2026 dell'arte contemporanea in Italia, ma per parlare anche di un altro importante traguardo su cui stiamo lavorando, che è quello del riconoscimento del titolo di Creativity City of Gastronomy dell'UNESCO. Stiamo lavorando sul panel di interventi, facciamo parlare chi sa raccontare questo territorio un po' anche per mestiere. Quest'anno tra l'altro si aggiunge anche un fuorifiera qualche giorno prima rivolto esclusivamente ad un selezionato gruppo di tour operator interessati al mercato siciliano e giornalisti di settore, e anche lì faremo una serata Sicilia occidentale, West Sicily, dove il cibo e le immagini racconteranno tante storie e tante esperienze che si possono fare in questo territorio. Saremo anche pronti a presentare il marketplace che abbiamo realizzato, ovvero questo passaggio da DMO a DMC si sostanzia anche attraverso la trasformazione del nostro portale di promozione in un portale anche di vendita delle esperienze, e questo naturalmente ci rende anche, speriamo, più facilmente non soltanto consultabili ma anche acquistabili. Ci chiedono, ma è un percorso condiviso già da anni, di lavorare per creare un allungamento della stagione, ma allungare con un turismo più attento al territorio, quindi più sostenibile, più ricercato anche. Quindi stiamo cercando di lanciare molto l'outdoor, tutte le esperienze legate allo sport, all'aria aperta che si possono fare, le esperienze culturali, per questo con l'abbinamento a Gibellina, l'abbinamento alla città creativa, un turista che può venire quasi tutti i giorni dell'anno, non solo perché la Sicilia occidentale è in bagni di sole e di mare, ma anche perché la Sicilia occidentale ti offre tante esperienze, tanti percorsi, anche quando il tempo non consente di andare a mare. Anzi, è una Sicilia forse anche più autentica, più essenziale, che ha tanto da raccontare. Possono fare esperienze enologiche in cantina, basta saperlo comunicare, però ci vuole anche lo sforzo degli imprenditori, ma sono certo che lo faranno, nonostante dico le dovute ferie che tutti dobbiamo prendere, di fare in modo che certe città, certi paesi della nostra provincia non siano proprio chiusi. A volte c'è la sensazione, andando in questi posti villeggiatura, a volte anche nello stesso capoluogo di provincia, che ci sono delle zone come se fosse appunto chiuse per ferie lunghissime. Ma questo è un processo, guardi, io penso che così eravamo noi pure gli anni passati, quando si lavorava solo luglio e agosto, poi piano piano siamo allungati da giugno a settembre. E per lo sport vediamo le ultime novità in casa Acregas con 3 giocatori che dovrebbero a breve andare via. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Si attende la conferma ufficiale della società, ma sembra proprio che 3 calciatori in forza al club dei Templi abbiano lasciato la squadra per trasferirsi altrove. Si tratta del difensore portoghese João Silva, destinazione lucchese in Serie C, del giovane attaccante classe 2005 Dario Violante e del centrocampista Pietro Santapaola. Tutto questo alla vigilia della trasferta del Valentino Mazzola contro la locale San Cataldese. La società ha preso atto di questi improvvisi addii
e sta cercando le giuste alternative per rinvinquare la rosa messa a disposizione del tecnico Giancarlo Favarine. Nelle prossime ore dovrebbe registrarsi qualche nuovo innesto. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.